Ante Pavelić, poglavnik di Croazia, e la delegazione croata in viaggio verso Roma, dove si recano a chiedere alla sovrana designazione di Vittorio Emanuele III un principe di casa sabauda per il risorto trono di Croazia. L'arrivo alla stazione Ostiense. Il cordiale incontro col duce e col ministro Ciano. Il poglavnik passa in rivista la compagnia d'onore. Da Villa Madama, in vetture di corte, gli ospiti si recano al Quirinale. Il corteo sfila dinanzi al Foro Mussolini. In Piazza del Popolo. Via 24 maggio. L'ingresso al Quirinale. La delegazione discende nel cortile d'onore della Reggia. Sul Quirinale, accanto al tricolore, ventola la bandiera croata. Nel pasto severo della sala del trono, presente il duce, si svolge il rito della designazione sovrana. Il poglavnik di Croazia legge l'indirizzo alla maestà del re imperatore. Il sovrano designa Aimone di Savoia-Aosta a re di Croazia e saluta come una lieta speranza per il nuovo ordine europeo la rinascita della nazione croata. I delegati croati sfilano innanzi al sovrano d'Italia e al loro nuovo re. A Palazzo Venezia, la delegazione croata è accolta dal conte Ciano e introdotta nella sala del mappamondo, dove è il duce. La firma degli accordi che consacrano l'indipendenza politica e l'integrità del regno croato. Una folla enorme si accalca in piazza Venezia per acclamare al duce d'Italia e al poglavnik di Croazia. Documento che ritorna d'attualità. Nel luglio del 1939 si celebrarono a Firenze, in Santa Maria del Fiore, le nozze dei due giovani principi che oggi salgono sul trono di Croazia accompagnati dai fervidi voti dei due popoli affratellati. Roma.